Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi andremo a documentare la panchina gigante 190. Si tratta della prima panchina gigante costruita in Friuli ed è stata inaugurata il 1 febbraio 2022. Ci troviamo infatti a Stevenà, un paesino in provincia di Pordenone. È la quarta panchina gigante che andiamo a documentare, dopo la 181 dei Laghi di Revine, la 214 di Fregona e la 46 del Nevegal. Partiamo proprio dal centro del paese dove c'è la chiesa e imbocchiamo qui a sinistra via De Carli. Il primo tratto è tutto su strada asfaltata. Adesso saliamo per questa strada. Non bisogna farsi ingannare dal cartello di strada chiusa, perché a piedi si passa. Adesso basta attraversare e qui inizia il sentiero vero e proprio che porta alla panchina 190. La panchina gigante 190 è raggiungibile anche in auto, ma la strada è stretta e tortuosa e in ogni caso noi preferiamo camminare. E il percorso che faremo noi ha anche un nome, infatti si chiama il sentiero della Madonna dei Scain. Cominciamo con questa scalinata. Da notare che volendo si poteva arrivare qui in auto, ma il parcheggio è veramente minuscolo, quindi è meglio non farci troppo affidamento. Sì, questa si chiama località Panegal. Il percorso è abbastanza ben segnalato, bisogna continuare a seguire i segnavia giallo e rosso, tipo questo.
Siamo circa a metà strada e fra mezz'ora dovremo arrivare a vedere la sorgente Valusiera. Eccola qua, l'abbiamo trovata. Questa è la sorgente Valusiera, probabilmente nasce lì e poi sgorga giù, si interra. Ecco, il sentiero procede a sinistra rispetto alla sorgente Valusiera. Ecco, stiamo salendo su questa larga mulattiera e sulla destra abbiamo un casolare caratteristico. Improvvisamente però i segnavia qua, giallo-rossi, spariscono. Qui è evidente che bisogna proseguire dritti, ma poco più avanti c'è una deviazione a destra che bisogna ignorare. Ecco, questa è una strada cementata a destra, non sappiamo dove porti, e questo è l'unico tratto in cui non ci sono segnalazioni. Quando sbocchiamo sulla strada c'è scritto Big Bench, panchina gigante, 5 minuti. Questa è la strada che porta al Cansiglio, una delle strade che portano al Cansiglio. Eccoci finalmente arrivati alla panchina gigante 190. Qui c'è anche un pannello che spiega un po' tutta la storia di questo progetto, della Big Bench, dove trovare i timbri per fare il passaporto, eccetera, eccetera. Brava! Il percorso che abbiamo fatto noi per salire a questa panchina gigante coincide in buona parte con il sentiero della Madonna dei Scain, che però è un percorso più lungo e bisogna lasciarlo nel punto in cui si trova il cartello con scritto Big Bench 10 minuti. Lì si va a sinistra mentre la Madonna di Scain prosegue dritto e va fino a su vicino al Cansiglio. Il panorama da qui è veramente eccezionale, la giornata è perfetta e qui si vedono addirittura Colli Iberici e Colli Ugani nelle giornate più limpide come questa. Adesso per il ritorno utilizzeremo un percorso che è un po' diverso da quello dell'andata. Per esempio adesso seguiremo la strada asfaltata per un po' e poi chiuderemo un primo anello. Ecco, noi siamo sbucati da sinistra poco fa per questa strada privata. Adesso però continuiamo per questa strada asfaltata fino a un tornante dove imboccheremo un sentiero sulla sinistra. Ecco, in questo preciso punto dove la strada del Cansiglio va giù a destra, noi imbocchiamo questo sentiero a sinistra, sempre con segnavia giallo-rosso, dove c'è scritto Pian delle Salere 30 minuti, e chiuderemo l'anello proprio in quella località.
Eccoci qui, abbiamo chiuso l'anellino della parte alta del percorso, siamo tornati a questo bivio qui. Adesso bisogna per forza fare il percorso dell'andata fino al punto di partenza. Alle mie spalle c'è il ponte che abbiamo fatto questa mattina, quindi ormai mancano pochi minuti a tornare al punto di partenza. La panchina gigante 190 è un posto altamente spettacolare. I panorami sono magnifici e tutto sommato il percorso per arrivarci non è complicato, è molto ben segnalato, tranne in un punto, e va considerato escursionistico. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie e alla prossima escursione con Antelacus. Ciao! No, dai, questo ha appena mangiato. Oh, siamo pieni di sonno.